Unipolsai Assicurazioni. Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipolsai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/Romagna Futura. Ti aspettiamo! Randi Piadina, sinonimo di piadina romagnola tradizionale e di piadina artigianale del chiosco, prodotti di qualità che rappresentano la tradizione più genuina del territorio romagnolo. I rivenditori sono presenti non solo nelle province di Ravenna, Forlì Cesena, ma anche Bologna e Ferrara. Prodotti commercializzati vanno dalla piadina romagnola tradizionale alla piadina tigella, al crescione romagnolo, fino alla piadina all'olio con i marchi dell'azienda Randi, ma anche per la linea M&P, sempre freschi, piadina sciarpa, la gustosa, rotobello e di nuovissimi scrocchiarelli. Ci trovi in via Faentina Nord 125/2 a Russi, telefono 0544 58 22 79 per i tuoi ordini, info@piadinarandi.com e siamo anche su Facebook. Consar, una storica azienda della Romagna ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, all'attività sul territorio, alla città ed al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. Il gruppo Consar Ravenna è presente anche a Faenza, via Pano 84, ed a Forlì, via Antico Acquedotto 27. Abbiamo un percorso competitivo da 10 km che si sviluppa su un circuito di 2 giri, riomologato l'anno scorso, e quindi è assolutamente attrattivo per i competitivi perché si svolge nel parco e nella pista antestante. È un percorso non competitivo di 11 km che va verso, diciamo, Vecchiazzano. Per quanto riguarda i numeri, più o meno ho visto in funzione anche della vendita, essendo gara scarpazza, anche della vendita dei cartellini, più o meno siamo in linea con i numeri degli anni scorsi. Sui competitivi abbiamo avuto 210 circa prescrizioni, più normalmente con questi numeri qui si arriva con le iscrizioni su zona attorno ai 250, che più o meno sono i numeri che avevamo gli anni precedenti. Come ho detto anche prima, ci terrei a fare qualcosa per arrivare a 300. Ci riproviamo, il mondo della pubblicità è un po' cambiato nel mondo dei social così, e anche della comunicazione. Vedremo quest'altro anno perché c'è il potenziale organizzativo, c'è per 300 persone assolutamente, e secondo me ci sono anche gli atleti. Bisogna andarli a prendere oggi, bisogna trascinarli, iniziando dal podismo 2.0. Effettivamente, anche per un fatto di comunicazione, sai che al giorno d'oggi è abbastanza cambiata, quindi il classico volantino è un po' in un certo senso obsoleto, se sempre importantissimo. Quindi ho visto che anche in giro che ci sono tante manifestazioni, bisogna anche un po' capire dagli altri, anche chi magari fa meno bene o chi più bene, dove andare a prendere, perché ho visto che le cose sono cambiate, quindi per catturare i podisti che ci sono, ce ne sarebbero, bisogna evolvere.
Detto questo, come hai detto te, qui il parco urbano, con la fortuna anche oggi del tempo, che stamattina appena sono uscito aveva iniziato a piovere, giusto per darmi così Appena arrivato, però è stata era per togliere i piumini. per togliere i piumini, infatti quello è stato positivo. Per il resto il parco è bellissimo, come dicevo anche a Frisoni prima, anche altre realtà cominciano a transitare di qui per il podismo, non magari partendo di qui, ma tipo anche mi viene in mente che non so, Diabetes Marathon passava di qui. Sicuramente qui ci sono anche dei bei giri, quindi potrebbe essere per i podisti forlivesi, che sono un po' più difficili da lanciare, potrebbe essere sicuramente un buon punto di inizio anche per il loro podismo 2.0, forse loro per il 1.0 per iniziare. Mi sembra una buona disamina la tua, Fabio. Il percorso quale sarà? Cosa vedremo? 2 giri di cui il secondo è l'arrivo, insomma. Sì, allora già dall'anno scorso abbiamo rifatto il percorso competitivo, che è di soli, tra virgolette dico soli perché prima erano 2 giri, sono 2 giri da 5 km che sfruttano un pezzo del lungo argine molto più lungo, 2 giri che sono più scorrevoli, più belli e danno molti meno problemi di doppiaggi. L'anno scorso l'abbiamo testato e misurato, certificato FIDAL, ha dato ottimi risultati, quindi quest'anno siamo convinti di fare ancora più contenti gli atleti. Poi c'è anche la camminata da 11 km che dal parco poi si sviluppa verso Vecchiazzano. Stupenda cornice, giornata perfetta. Io ringrazio sempre voi, ringrazio gli organizzatori che mi danno l'opportunità di essere presente, di promuovere il mio prodotto. Ho un riscontro decisamente positivo dai partecipanti e dagli organizzatori. Io mi metto a disposizione col mio prodotto, la mia logistica del camion, che è molto importante, e ho sicuramente un riscontro stratosfericamente positivo. Io vi ringrazio tutti. Abbiamo il piacere di servire anche la grande distribuzione, dalla Coop al Conad, dove andiamo direttamente. Abbiamo il piacere di servire le realtà locali nei contesti delle fiere, delle sagre, degli eventi parrocchiali e sicuramente riusciamo a coprire un territorio decisamente vasto e vedo che tutti gli anni c'è un aumento in questo. Io dirò sicuramente che il mio prodotto è un buon apripista in questo. Come azienda io in persona mi metto a disposizione delle società sportive, non solo, perché ho piacere che il cliente, il partecipante abbia la possibilità di gustare a casa il prodotto integro. Quindi noi con il furgone e il frigor che abbiamo vogliamo che arrivi a destinazione come deve essere consumato, quindi io mi metto gratuitamente naturalmente a disposizione e il riscontro è positivo. Girl, come
insomma è abbastanza tosto il percorso in realtà, perché ci sono un po' di curve, sali scendi. Hai detto che l'argine del fiume lo rende un po' più scorrevole, perlomeno il presidente dice quanto. È perché la maggior parte, quella parte lì è leggermente in discesa, però il resto poi in salita, perché tanto si parte e si arriva allo stesso punto, quindi. Però no, il percorso è molto bello, sono i percorsi che piacciono a me, leggermente impegnativi, e poi la giornata non era calda ma è molto umido, quindi sicuramente un pochino ha influito anche quello. 32:29, 32:30, questo è il tuo tempo di quest'oggi, mi daranno l'ufficialità ma io prendo 32:29. Hai scelto e onorato questa gara dove l'anno scorso eri arrivato secondo, anche se ci sono altre concomitanze importanti, però Borghesi era qui a Forlì e questo l'organizzazione sicuramente ti ringrazierà di questo piacere. Sì, io cerco sempre, è chiaro che non si può partecipare a tutto, bisogna scegliere un po' le gare di volta in volta in base anche ai programmi e agli obiettivi che ci prefiggiamo, e quindi quest'anno come l'anno scorso ho scelto di venire qua anche perché adesso insomma faccio gare un pelino più corte, anche perché tra 3 settimane abbiamo i campionati di corsa in montagna, quindi. Dove andrai la prima? A Imperia, sono a Imperia e con la mia squadra l'Avis Calta San Pietro, e quindi insomma mi faceva comodo fare una gara anche tirata su questa distanza. Silvia, però sei sempre la prima, sei la reginetta del parco di Forlì. Sì, spero che questo per il morale possa servirmi, però dai, adesso c'è da lavorare un po'. C'è da lavorare un po', mi sembra già un buon passo. È una certezza, dai, è una certezza della squadra. Tu parla pochissimo, lo sai, se mi dice 3 parole a me vuol dire che le sente veramente le tue cose. Complimenti per Appunto, me, sì. l'accetto. Ma è vero, è facile perché è vero, dirlo. Guarda, alla fine mi accorgo che vengo coccolata un po' da tutti, perciò è un piacere stare in questa squadra. Il tuo tempo di quest'oggi invece, Ugo? 37 e 33. Va assolutamente bene, sta arrivando fuori un po' di caldo. Silvia, su di morale, vincitrice, glielo diciamo di nuovo? Va bene. Grazie a tutti, ciao. Do you think everything that meets the eye is exactly how it seems, or a clever disguise, a remedy for apologies to make it right? For clarity to see the means through our eyes. Look to the sky and you'll see it. Tune out the lies. Don't let the people say there's a higher price to pay for a smile on your face. It's not a game of give or take. Don't bend. Io darei la prevalenza all'aspetto coreografico e all'aspetto anche naturalistico, perché in realtà oggi i concorrenti hanno corso in mezzo al polmone verde di Forlì, il parco urbano Franco Agosto, che da questo punto di vista gli dà la possibilità di godere di una maggiore quantità di ossigeno. In realtà sentivo le parole di Gianluca Borghesi che mi ha detto che la temperatura era idonea per correre un 10 km con la burrasca che ha fatto ieri e questa notte, e a dire la verità ci ha anche privato dei famosi piumini che davano fastidio anche a noi, non solo ai concorrenti. E quindi ha detto che comunque l'umidità ha influito un pelo sulla sua prestazione, che poteva essere anche intorno ai 32 minuti, invece è arrivato in 32 e 36. Come avete visto, insomma, non c'è stata gara. Anche gli atleti? Gli atleti, purtroppo, questa è la nota dolente. A mio modo di vedere, questa è una gara che potenzialmente può almeno 300, ma anche più di 300, invece quest'oggi erano solo 232. In realtà è vero che ieri c'era una gara competitiva a Fossolo, oggi c'è la Stra Rimini, poi qualcuno ha scelto anche di andare alla 9 Colli Running, perché bisogna dire anche questo. In più, ad esempio, Anna Spagnoli è andata a correre a Cona vicino a Ferrara perché è invitata,
e quindi da quel punto di vista lì si può ancora crescere. Qualitativamente la presenza dell'Atletica Avis Castel San Pietro Terme, che ha portato 4 concorrenti nelle prime 4 posizioni, e la prima concorrente femminile, cioè Silvia Laghi, ha chiaramente alzato la qualità, perché ha praticamente monopolizzato tutti i migliori master del nostro territorio. Bene, allora qual è il consiglio che diamo, Danny? Allenatevi! Allenatevi. Il Consol ci dà sempre un grande aiuto, ringrazio la struttura perché si mette a disposizione coi mezzi e noi ci mettiamo la manodopera. È una bella immagine che gli date, perché questo parterre di ginestra è veramente sempre eccezionale, e questo bel nome che svetta. Assolutamente, condivido in pieno la tua precisazione, assolutamente. Ascoltami, che cosa fa il Consar nella vita? Diciamo che trasporta tutto quello che deve essere trasportato lo trasporta, movimenta, fa i lavori anche di escavazioni. Adesso quest'anno abbiamo aperto una grossa realtà qui a Forlì. La sede appunto che avete acquisito, la nuova, poi dopo quella di Faenza. Esatto, e quindi niente, adesso c'è questa grossa sfida che ci aspetta e siamo fiduciosi. Behind my truth